Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto nel titolo, oggi parleremo di una doppia meditazione concentrata, nel senso che prima creeremo un nuovo luminoso violetto intorno a noi e poi immagineremo in questo spazio ben protetto la nostra bellissima stella di Davide dentro di noi, così che avremo una protezione esterna durante la meditazione, durante tutto il giorno, e un sigillo importantissimo dentro di noi che ci protegge sempre, e più noi lo immaginiamo e più lui si concretizza dentro di noi. Quindi cosa facciamo adesso? Prima di tutto, se abbiamo spazio e tempo, ci iscriviamo al canale di The Garden Marietto Veneziano, venite magari a trovarci nei nostri gruppi Facebook e nel canale Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera teniamo un percorso di esoterismo. E poi se vi scappa un super like è ben accetto. Comunque iniziamo la nostra meditazione con ovetto di protezione. Quindi cosa facciamo? Ci mettiamo tranquillamente seduti o sdraiati sopra un divano, una poltrona, e magari con un training o un pigiama, e ci rilassiamo e cominciamo a respirare profondamente, lentamente. Ci tranquillizziamo i nostri pensieri e incominciamo a immaginare che dall'alto, dal cosmo, arrivino luci che entra dalla nostra testa e incomincia a entrare in tutto il nostro corpo. Entra al cervello, scende, ci riempie i polmoni e scende fino alle gambe. Questa luce entra lentamente e ci invade tutto e ci porta pace. A questo punto dal nostro sterno esce una bellissima luce colorata che crea intorno al nostro corpo un piccolo bozzolo di luce potente color violetta. Fuori del nostro corpo questo ovetto o bozzolo, più che ovetto, ci praticamente protegge. È una bellissima luce colorata che voi potete immaginare di qualsiasi colore che voi preferiate, e all'esterno questa luce colorata ha proprio un'increspatura, ha una forza potente che nessun essere o parassita astrale o vampiro astrale può penetrare dentro di voi. E quindi voi siete in questa protezione, dove questa luce del cosmo che è entrata dentro di voi continua a fluire fuori e porta pace all'esterno e all'interno. E all'esterno di questo bozzolo, dove voi siete protetti, è tutto in un certo senso increspato di color violetto. Bene, restate in questo stato pensando fortemente a questa situazione, a questa protezione che vi avvolge. E adesso cominciamo a pensare, a vedere dentro di noi un bellissimo prato verde a forma di stella di Davide, e in questo momento, questo bellissimo prato verde a forma di stella di Davide, voi siete lì che state camminando a piedi nudi, cominciate a sentire sotto i vostri piedi nudi la fragranza del prato e tutto quello che il profumo dell'erba. E in questo momento in cui voi siete tranquilli, camminate tranquillamente su questa bellissima erba, vi sentite tranquilli e felici, e a questo punto da lontano vedete un bellissimo leone che viene verso di voi, un bellissimo leone luminoso che viene verso di voi, e voi sentite la sua forza, la sua potenza, e entrate in simbiosi con questo essere, e voi siete lui è voi, e vi sentite selvaggi in questo mondo spirituale. A questo punto, quando voi avete immaginato questa situazione, potete restare in questo mondo, in questo spazio che avete creato dentro di voi, quanto tempo volete. Dopodiché
potete uscirne, ma quando uscite da questo spazio dentro di voi vi dovete ricordare che avete sempre creato questo bellissimo ovetto di protezione che vi seguirà tutto il giorno e vi terrà lontano da parassiti e da vampiri energetici e da quant'altro. Bene cari amici, anche oggi il vostro Marietto Veneziano vi ha dato questa piccola pillola di meditazione con ovetto di protezione, così che possiate sempre essere protetti già la mattina o alla sera, a dipendenza se lo fate la mattina o la sera. L'ideale sarebbe farlo alla mattina e alla sera, così che possiate avere sempre il vostro sigillo interiore e la vostra protezione come ovetto. Bene, detto questo, il vostro Marietto Veneziano vi saluta e vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!